Amici bellini, Insigne a parlare, si parla, niente più silenzio, non ci sono più silenzi, ne dobbiamo parlare insieme, di conseguenza parliamone. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini belli, Ivan Manfredonia, benvenuto. Prima di cominciare, ovviamente, vi consiglio di di cliccare sul cuscino, poi cliccate sulla campanella, tutte le cose che dico di solito a fine video, ma voi a fine video non sempre ci arrivate. Va benissimo, lasciate il like di cortesia e andiamo avanti così, non c'è nessun problema. Voglio ringraziare l'amico qua. Guarda, mi sposto un attimo. Non sapere niente. Marco ha ricevuto la tazza che troverete sul mio sito ufficiale www.fluido.net. Si trovano magliette speciali, vedete, magliette magiche che ci sono i TVB dietro. Ma comunque al vostro buon cuore, grazie a tutti, ci sono molti amici bellini anche nel gruppo Telegram, gli abbonati bellini che stanno facendo incetta di merchandise e io li ringrazio uno per uno. Signori, Insigne ha parlato e non ci ha detto niente, ma di cosa, ma veramente di cosa cosa vi aspettavate? Che improvvisamente, ma parla Insigne, stavate tutti quanti così. Io mi sono svegliato e ho fatto un meme anche sul mio Instagram, Valerio Fluido, sulle storie. Sapete, no? Il meme di Paperino, quando quello si sveglia così, non capisce niente. Io, che penso, mi sono svegliato alle 6 del mattino a New York, vediamo se ci sono notizie magari di mercato. Niente, ti riaddormenti tranquillamente perché veramente c'è poco da fare. Sono giornate per me, questa parentesi personale, dove sto facendo molta musica, devo imparare molte canzoni. Nel frattempo che devo imparare canzoni sono ispirato e sto scrivendo canzoni mie, di conseguenza è un macello, ma mentre voglio rimanere in contatto con voi, perché non c'è dubbio che rimarremo in contatto comunque tutta l'estate, tra virgolette, per fortuna non ci sono notizie di sorta, nemmeno di mercato, perché se è vero come è vero che ieri abbiamo quando era l'altro ieri, ma non mi ricordo come mi chiamo, abbiamo parlato di Nuno Tavares, abbiamo detto c'è l'offerta, perché qualcuno aveva detto c'è l'offerta. Nella giornata di ieri Di Marzio conferma la cosa, l'offerta è questa qua, proprio nei dettagli, vuol dire che hai parlato a telefono, sai tutto, c'hai le cimici nei telefoni, l'offerta è di 10 milioni più Mario Rui, una cosa bella che ha entusiasmato tutti quanti a cliccare sulle notizie, offerta rifiutata. Dice Di Marzio, subito rifiuta, ma anche il tempo di fare subito un contro tweet, offerta rifiutata. Dopodiché vai a sentire la gente di Nuno Tavares che dice candidamente no, non è arrivata nessuna offerta del Napoli a me, assolutamente, anzi io ho dato al Benfica un'offerta del Marsiglia, se non ricordo male. Adesso non voglio nemmeno controllare perché non ha importanza, perché se le inventano le notizie, signori, perché io per esempio mi sveglio al mattino che mi invento per fare un video, per portarvi qualcosa di congruo, di interessante, di cospicuo, insomma, veramente non sono i termini che volevo cercare in realtà, no? Di pregnante, ecco. Pregnant lo sapete che significa invece incinta in inglese? Dovete imparare tutti l'inglese insieme a me. Venite, imparate l'inglese insieme a me. Non ci sono notizie, non ci sono, e quando non ci sono se le inventano. E io l'unica cosa che posso fare è chiedere in giro interviste e portarvi personaggi nuovi. Non posso fare altro se le notizie non ci sono, se il Napoli non parla. Insigne che ha detto? Insigne ha detto che è contento di stare in nazionale. Una cosa importante che uno può, scavando, no? Nel body language, come fanno quelli bravi, una cosa che lui dice io non mi devo mettere pressioni addosso, la maglia numero 10 è importante, mi fa piacere, bla bla bla, le solite cose banali, però non mi devo mettere pressioni addosso, devo giocare spensierato, devo fare quello che devo fare. E questa è una cosa che noi abbiamo sempre sottolineato quando parliamo di Insigne giocatore del Napoli, Insigne capitano del Napoli.
molto spesso è uscito in mezzo il discorso gli diamo la numero 10 eccetera eccetera. Noi non dovevamo dargli probabilmente nemmeno la fascia di capitano, se chiedete il mio parere al riguardo, perché la fascia di capitano ti dà quella cosa: sono napoletano, sono il capitano, tengo la responsabilità, mi devo prendere la squadra sulle spalle, questo è il momento in cui devo fare un tiro a giro e devo risolvere la partita da solo. No, in realtà no. Va benissimo quando era Hamsik capitano, andrebbe benissimo se lo fosse un altro in questo momento, e lui deve solamente fare il giocatore di pallone che è bravo, che sa mettere a terra palloni difficilissimi, un controllo di palla straordinario, veloce di pensiero quando alza la testa e deve fare un assist. Quando si incaponisce nel gol non mi convince, ma non è nemmeno colpa sua, perché molto spesso lo fa quando le partite sono bloccate o quando ci sono delle cose da risolvere. È un peccato, ma d'altra parte questo è, e il capitano si trova in questo momento a un anno dalla scadenza con uno stipendio di tutto rispetto, perché comunque prende i soldi che prende, siamo sui 4 e mezzo, insomma le cifre precise non le so. Qualcuno dice prenderebbe volentieri 6, ma chi non prenderebbe volentieri 6 milioni? Si fa probabilmente la cifra del 6 per paragonare a quello più pagato del Napoli, che è Koulibaly, e quindi ritorna il discorso del Napoli che se vuole risparmiare deve abbassare il tetto ingaggi. L'unica cosa, se lo vuoi abbassare, già lo puoi abbassare cedendo Koulibaly anche a pochi soldi, perché l'offerta di 50 milioni, ragazzi, non arriva. E come non arriva per Koulibaly che ha 30 anni, non arriverebbe sicuramente, ed è uno dei migliori interpreti del suo ruolo, resta uno dei migliori difensori al mondo per me, e sicuramente non arriverebbe per Insigne, che ha la scadenza l'anno prossimo, e comunque nel suo ruolo ci sono molte figure e concorrenze in squadre, insomma quelle là medio-alte di top club europei, dove magari ci sono esterni che segnano un pochino di più in continuità, ci sono giocatori più decisivi. Insigne si deve anche rendere conto di questo. Lui dice non c'è fretta, mi devo concentrare sull'europeo, bla bla bla, le cose classiche, no? Che si dicono sempre. Però non mi è sembrato tranciante. Mi ricordo una vecchia intervista, mi pare 2017, quando lui diceva i matrimoni si fanno in due, io sto bene ma voi lo conoscete a De Laurentiis com'è. Fu un pochino più tranciante. Questa volta anche la maturità, no? È un uomo di 30 anni in questo momento, un ragazzo di 30 anni, io sono nonna a quel punto. Comunque dice non c'è fretta, motocicletta, ed è giusto che non ci sia. È una motocicletta o i fuochi d'artificio? Non c'è fretta veramente. La fretta che ho io è il colloquio con Spalletti, dove si parla dello spogliatoio, perché Spalletti deve venire a Napoli e deve dire: allora signori, come mai vi siete ammutinati 2 anni fa? Ci deve tornare, secondo me. Fatemi sapere, fatemi capire che è successo. Deve parlarne con Insigne, deve parlarne col team manager, quale? Con Grava? Con il nuovo team manager? Che le cose si sanno, probabilmente si deve informare su tutto, perché Spalletti dovrà la capacità, e la figura è quella lì, anche di capire quali sono le dinamiche all'interno dello spogliatoio e prendere dei provvedimenti in tempo, prima che scoppino poi le polemiche. Insigne dice anche: ho parlato con Gattuso, sono successi dei casini, ma credo si riferisca ai casini che sono successi a Firenze, e quindi adesso Gattuso sta in vacanza. Io veramente farò di tutto per poter intervistare Gattuso, anche per uno sfizio mio personale. Magari mi dice: ma questa non la puoi postare, ci faccio la chiacchierata mia personale, poi chi mi segue. Quindi non ha detto niente, non è successo niente. Noi seguiamo la nazionale, ovviamente se non avrò musica da fare ce la guarderemo live, la partita con l'Austria, perché si comincia a fare sul serio. L'Austria è abbordabile. Oggi in questo momento stanno giocando, credo, la Polonia, credo la Spagna. Ora, giusto per renderci conto, la Polonia sta perdendo. Slovacchia-Spagna, Hamsik e Fabian Ruiz non sta giocando ancora, ma pare che la Spagna abbia sbagliato un rigore. Sì, Morata,
capita. E poi sarebbe interessante vedere Portogallo, Francia e Germania, Ungheria, ma perché comunque ci sono dei campioni da guardare, ma io devo fare musica e quindi non fa niente, le lasciamo a voi, ai posteri. Però vi chiedo a voi, perché dato che io lascio questo video qua e poi sicuramente appena lo posto esce una notiziola nel pomeridiana serale e voi me la dite voi nei commenti mi dice: è uscita questa notizia qua, che ne pensi? E magari io vi rispondo, oppure mi direte tranquillamente: non è uscita nessuna notizia, dormi pure tranquillo, fai le tue cose musicali, che non c'è niente di cui parlare nei secoli e dei secoli. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando, fate tutte le cose belline che non ve le devo nemmeno dire. C'è una nuova piattaforma che si chiama Clubhouse, però mi pare che è ancora in beta. Io ci sono e voglio fare questa cosa del mattino, il risveglio al mattino, SSC Napoli, no? Ma in realtà è sveglia, sigaretta, caffè, Napoli. Io così la vedo. Dove mi sveglio, andiamo su Clubhouse, che è una sorta di audio chat, e parliamo, se ci sono notizie, me le dite voi a me, fondamentalmente io le commento, però pare sia un'applicazione ancora in beta. Se la trovate, se la riuscite a scaricare, cominciate a riservare il vostro username e poi quando sarà fuori per il pubblico, per tutti, ci divertiremo a fare il risveglio muscolare delle mie corde vocali. Pensano poco quante cose belli. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose belline. Io mi ricordo come mi chiamo.